È un evento che attira sul territorio migliaia di persone. Oggi siamo qui al Trumo nel Museo del Tartufo per il 28° convegno lombardo sul tartufo dal titolo Oasi bioclimatiche tartufigene, come sviluppare nuove aree resilienti. Sono presenti parecchie autorità e festeggiamo anche i 30 anni della fiera. Ecco, un evento che attira sul territorio migliaia di persone, i volontari sono più di 100 tra storici e giovani. Borgofranco sul Po è insignita del titolo di città nazionale del tartufo, primo comune in Lombardia ad essere stato onorato con tale riconoscimento. Tuber bagnato in picco è una varietà pregiata, un prodotto di eccellenza che appartiene alla nostra tradizione gastronomica. È protagonista indiscusso delle tante iniziative locali, dalle fiere paesane alle ricette casalinghe, e crea aggregazione intorno al suo profumo e al suo sapore originale. I sindaci di questo territorio hanno pensato giustamente che non è possibile rimanere fermi, bisognava fare qualcosa, bisognava comunque organizzarsi per cercare di ottenere delle opportunità. In tal senso il programma MAB aumenta la capacità delle persone di gestire in modo efficiente le risorse naturali per il benessere sia delle comunità locali che dell'ambiente. Noi abbiamo l'obiettivo appunto di riportare questi territori a crescere, perché la crescita appunto porta allo sviluppo che si diceva, quindi anche alla possibilità che queste aree diventano attrattive dal punto di vista lavorativo. Insomma, gli investimenti servono. Ci sono altre aree che vanno riqualificate, le pioppe a un certo punto diventano vecchie, non producono più tartufo, vanno abbattute e qui ci aiuta il consorzio, e invece di andare a mettere a dimora degli astoni di pioppo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo selezionato i ricacci dalla radice. Siamo partiti il 16 di gennaio, ovvero il primo giorno di chiusura della stagione di raccolta 2023-2024, e ci siamo messi subito al lavoro per tutelare il nostro patrimonio tartufigeno. Quest'anno un grande traguardo, 30 anni, porterà molto movimento anche in questo paese un po' incuneato, diciamo, nella Lombardia estrema, vicino a tante regioni, quindi ci sarà anche movimento e partecipazione anche da parte dei commercianti, ristoratori, quindi c'è un indotto anche su questo evento, e noi auspichiamo, da come abbiamo sentito, le prenotazioni sono già numerose e vanno a coprire le 3 settimane che abbiamo dei 3 weekend. Un momento importante, un record storico, un traguardo significativo non solo per la comunità di Borgo Carbonara ma anche per tutto l'Oltrepo Mantovano. Infatti la Festa Nazionale del Tartufo racchiude in questi 3 fine settimana del mese di ottobre, racchiude tutta una serie di eventi, manifestazioni e caratteristiche tipiche dell'Oltrepo Mantovano, quindi la promozione a 360 gradi del nostro territorio, la promozione di prodotti enogastronomici di eccellenza della nostra area e di quella turismo lento che è sicuramente caratteristico appunto dell'Oltrepo Mantovano. Quindi venite a Borgofranco per la Festa Nazionale del Tartufo, assaporate l'Oltrepo Mantovano. Bene, abbiamo inaugurato, possiamo tagliare anche... 30 anni, sono 30 anni in cui abbiamo tante persone si sono susseguite, tanti presidenti si sono susseguiti della Proloco e tante amministrazioni, ma che comunque con un unico obiettivo, cioè di far conoscere questo prodotto e questo lembo di territorio sconosciuto ai tanti. Io sono onorata di poter rappresentare tanti volontari, esattamente 70 persone in cucina e 80 ragazzi in sala che man mano passeranno i weekend riusciranno a turnarsi e a creare delle squadre. Un'idea nuova nata nell'ultimo direttivo proprio prima dell'inizio del trentennale, cioè quello di iniziare l'iter burocratico per la qualificazione di un nostro piatto particolare della Proloco che andremo a scegliere entro la fine dell'anno con la qualifica DECO.
già tantissime prenotazioni, le aree campe messe a disposizione dal comune di Borgo Carbonara si riempiranno di 40 camper questo fine settimana, e già per il prossimo avremo anche persone che arriveranno con il loro camper dalla Francia, dalla Spagna e anche dalla Germania.